Rieccoci, primo Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, diretta sulla pagina Facebook. La location però non è lo studio dove di consueto io faccio questa trasmissione, ma come ve l'ho già spiegato, ve l'ho detto prima, è Villa Reale di qualcosa di straordinario, dove il CONI questa sera premia tutti i propri atleti e noi abbiamo, come vi dicevo, il salottino di rimpetto alla gran sala delle feste, la sala da ballo, e vengono a trovarmi e è arrivato il momento di Ruggero Vignai, presidente del Comitato Paraolimpico, e che lo saluto. Ciao Ruggero. Carissimo, ciao. Come va? Il comitato come va? Direi molto bene, siamo in buona salute, abbiamo bisogno, come diciamo sempre, di visibilità, perché abbiamo visibilità ogni 4 anni, è poco, dobbiamo continuare, abbiamo anche tanti risultati, però ecco, la televisione nazionale, ecco, fortunatamente ci sono le televisioni locali e i giornali locali che ci dà un po' di visibilità, ma ahimè la televisione nazionale ogni 4 anni è davvero poco. Sì, però è anche vero che io ricordo, è tutto giusto quello che dice Ruggero, però ricordo che anche una volta nelle Olimpiadi o nelle attività a livello mondiale dei ragazzi paraolimpici non li facevano vedere, adesso almeno quelli li fanno vedere. È sì, poco ma è significativo. Ma certamente, fino a Londra 2012 c'era poca visibilità, da 2012 in poi insomma è iniziata un'altra storia. Io vedo obiettivamente i risultati degli atleti paraolimpici italiani che vengono riportati sui giornali nazionali, sui quotidiani locali, sulle televisioni locali, quindi se ne parla sempre di più anche per merito tuo che ti dai da fare per questo. Certo, la visibilità è importante perché fare attività senza che nessuno ti legga o ti veda, lavori tanto per niente, quindi ecco, fortunatamente abbiamo grandi risultati, le cose sono cambiate negli ultimi anni, ultimi 10-12 anni è stato fatto in Italia soprattutto un salto culturale notevole, la gente si è appassionata perché dietro ai risultati, dietro agli atleti ci sono delle storie e quindi le persone, la cittadinanza si è innamorata dello sport paralimpico ed è per questo che ci guardano molto volentieri, non è più come quando io ho avuto l'incidente 58 anni fa che proprio anche i cantanti non li accettavano in televisione, oppure se li facevano cantare facevano vedere il busto e basta, ma non la carrozzina. Oggi le cose sono cambiate, la carrozzina è un mezzo di trasporto e non è più il diavolo come una volta. Per fortuna è cambiata, ci mancherebbe altro che nel 2022 non fosse cambiata, ovviamente è normale, adesso è una normalità ovviamente problematica magari per chi sfortunatamente l'ha avuta, però diventa per fortuna sotto questo aspetto una cosa migliorativa che deve ancora migliorare, non è migliorata del tutto, Ruggero. Migliorare si può sempre, ma ancora di si più. Deve sempre migliorare. Si deve migliorare. Senti, invece tornando allo sport, i tuoi atleti come vanno? Allora, anche oggi abbiamo ricevuto la notizia che nella boccia, che è un gioco che non sono le bocce, ecco, nella boccia con Zanella e Targa abbiamo fatto 2 ori. Il gioco della boccia è uno sport paralimpico poi e abbiamo avuto questa bella soddisfazione, ma abbiamo molte attività nella pallacanestro, nel nuoto. Se parliamo del nuoto poi ecco, i risultati sono davvero eccellenti. E quindi al di là di questo c'è ancora possibilità di migliorare, Ruggero, di quello che di buono state facendo? Certo, si può migliorare. Parole avete soldi per farlo? Vi danno un po' di soldi almeno? Vado proprio nel banale. Sono pochi perché per ottenere certi risultati ci vuole anche sostegno economico, certamente. Sì. Ma quello che ci preme di più, il Comitato Paralimpico, al di là dei risultati che ne abbiamo davvero tanti, ma è il numero. Sono insoddisfatto perché 1800, poco più di 1800 atleti in Veneto che fanno attività sport agonistico sono pochi, 250 società nel Veneto sono poche, vuol dire che i nostri persone con disabilità che vogliono fare sport devono fare 100, 200, 300 km per fare un allenamento, questo è il problema.
Certo, se andiamo, chiedo sempre alla regia le immagini dalla sala da ballo o della festa, eccola lì, e la faccio vedere ovviamente a casa perché davvero il CONI organizza sempre qualcosa di affascinante, di incredibile, in luoghi ancora più belli, ancora più affascinanti, e questo per dare ancora maggior visibilità a un CONI che sta davvero lavorando bene per migliorare ovviamente la parte sportiva, che è una parte, mi auguro, come dicevate voi, economica. Certo. Beh, questa serata che si ripete tutti gli anni, la consegna delle onorificenze, è davvero un bel momento, perché finalmente si riconosce il lavoro svolto dalle persone che molto spesso hanno promosso e promuovono lo sport gratuitamente, e quindi questa serata della consegna delle stelle al merito o delle palme è davvero un bel riconoscimento, una bella serata. Ringrazio Ruggero Vinai, grazie Ruggero di essere stato con noi nel nostro salottino. Ci ha raggiunto Sergio Baldo, che è direttore tecnico delle Fiamme Oro. Io inizio da lei, Sergio Baldo, so perché inizio da lei così, non è molto professionale quello che sto facendo, ma lo faccio ugualmente. Io sono innamorato della tuta delle Fiamme Oro. Lo sa che ci tengo moltissimo e devo ancora vedere, non so, per comprarla come devo fare. Beh, buonasera a tutti. Sì, la tuta delle Fiamme Oro è la tuta di rappresentanza, è come la divisa per un atleta, quindi è difficile. Possiamo vedere se riusciamo ad avere una tuta d'allenamento, non quella ufficiale, perché consegniamo la tuta ufficiale a un atleta, è come consegnare la divisa. Sto scherzando, ovviamente. No, siccome facciamo dei concorsi per arruolamento di atleti, adesso non so se il limite di età è compatibile, e di peso, possiamo vedere di mettere a bando una specialità. Baldo, ho iniziato con una battuta ovviamente che non c'entra nulla, era per fare una cosa scherzosa. Ho visto ultimamente molti inviti, molte partecipazioni degli atleti con le medaglie, i medagliati più importanti, insomma quelli che hanno vinto l'oro, la marcia, il salto in alto, l'oro sulla velocità, intendo Jacobs. Una bella soddisfazione. Certo, una bella soddisfazione, ci riempie d'orgoglio non solo noi Fiamme Oro e quindi Polizia di Stato, ma l'intero Paese. Abbiamo avuto modo poi di averli di recente proprio qua vicino a Stra, a Padova, 10 giorni fa, e hanno potuto incontrare tanti ragazzi giovani delle scuole, quindi un momento di festa anche per questi giovani che hanno bisogno di insegnamenti, hanno bisogno di una guida, hanno bisogno di persone che possono indicare una strada che è quella dello sport, che è quella di fare esperienza e crescere attraverso i valori dello sport. Ecco, questi risultati, Baldo, che stratosferici è dire poco, perché avere in Italia l'uomo più veloce del mondo, chi mai se l'avrebbe aspettato, può far sì che all'interno delle Fiamme Oro ci sia un cambiamento sotto l'aspetto organizzativo da parte delle Fiamme Oro stesse. Cioè, semplifico, abbiamo avuto gran successo, dobbiamo investire perché questo successo ci porta a una visibilità e a dei risultati importanti. Sarà così oppure andrete avanti sempre con la vostra filosofia? Non so se sono stato chiaro con la domanda. Sì, allora le Fiamme Oro in generale è una polisportiva dove ci sono all'interno tanti sport diversi, tante discipline, e in questi anni sono aumentati il numero degli sport. Noi siamo legati a quelli più tradizionali, come l'atletica leggera, il nuoto, lo sci, però sono arrivati anche l'arrampicata sportiva, è arrivato anche il ciclismo femminile, sono arrivati anche nuovi sport che hanno portato nuove medaglie e hanno fatto in modo di sostenere anche quegli sport che non hanno la visibilità degli sport più importanti. Per quanto riguarda l'atletica leggera, sì, abbiamo 2 sezioni giovanili, stiamo cercando di investire anche in termini di concorsi per avere dei nuovi arruolati e quindi dare la possibilità a giovani atleti che possono promettere di far bene, di dare la possibilità quindi di fare atletica a alto livello a tempo pieno, quindi allenamenti al mattino, allenamenti al pomeriggio, uno staff sanitario, fisioterapisti, la possibilità quindi di competere con l'atletica internazionale. È merito ovviamente di queste forze, la polizia, i carabinieri, la Guardia di Finanza, che permettono a dei giovani di prendere uno stipendio e di potersi allenare, bisogna riconoscere anche questo.
Certo, il sistema italiano sta funzionando, il sistema dei gruppi sportivi militari che sostengono lo sport di alto livello, il sistema anglosassone ha l'università, noi in Italia abbiamo questo sistema che abbiamo visto però soprattutto nelle ultime Olimpiadi, che funziona e funziona come. Ecco, tempo addietro il professor Ponchio, venendo alla mia trasmissione, mi disse: vedrai che questi atleti prima o poi arriveranno con dei risultati importanti. Tra l'altro ho avuto mio ospite l'ultimo ragazzino da Trento che ha vinto Yeman Crippa, era venuto ospite da me una sera ed eri presente anche tu. Il concetto all'interno oggi, ci sono degli atleti in prospettiva che, termino il ragionamento, mi dicevano: vedrai certi atleti che prima o poi otterranno dei risultati, fra questi c'era Crippa, c'era Jacobs, c'erano diversi atleti. Ecco, oggi ci sono degli atleti in prospettiva che possono ottenere dei buoni risultati, parto da qui. Sì, ne faccio uno di nome che non so, magari il pubblico meno attento conosce meno: Mattia Furlani, campione europeo di salto in alto e campione europeo di salto in lungo, quindi nella stessa edizione ha vinto 2 medaglie d'oro, quella nel salto in lungo e quella nel salto in alto, 8,04 m, 17 anni, tra l'altro l'hanno rollato le fiamme oro, quindi è un buon auspicio. Vuol dire che anche dietro questi grandi atleti ci sono i sedicenni e i 17enni che hanno la possibilità di dare seguito a quelli che sono i successi dell'atletica di oggi. Ovviamente i grandi atleti sono anche da traino, ovviamente. Ecco, in virtù di quei grandi atleti, prendiamo Jacobs che è quello più nominato, ci sono molti ragazzi che sono iscritti nella velocità pura. Certo, allora è chiaro che le medaglie sono trainanti, soprattutto le specialità dove abbiamo vinto le medaglie sono sicuramente più trainanti, quindi c'è stato un numero di atleti elevato che si è avvicinato all'atletica, ma soprattutto alla velocità, e è chiaro che questi numeri sono numeri importanti. Ecco, concludo Sergio quando chiedo sempre alla regia se mi fa vedere la sala, con questa serata davvero bella in un luogo straordinario, qual è la Villa Reale di Stra. Il CONI è sempre protagonista anche in questo. Ma il CONI Veneto è un'eccellenza, lo è questa realtà, e quindi Villa Pisani, non so se era già stato detto, però è importante che da Villa Pisani questa sera c'è la serata delle onorificenza del CONI, ma pochi giorni fa c'è stata la partenza della Maratona di Venezia, 36esima edizione, proprio qui davanti a questa villa. È un gioiello che ci teniamo stretti nel Veneto, e è un gioiello che ci teniamo stretti nel Veneto anche la nostra Maratona di Venezia. Assolutamente, ci mancherebbe. E grazie a Sergio Baldo di esserci venuto a trovare, e ci ha raggiunto Andrea Tomaello, perché me lo scrivono male i miei, che è vice sindaco e assessore allo sport di Venezia. Come va, assessore? Molto bene, nel senso che ho appena bello sentito... perché è giovane, vedo i vice sindaci giovani, pimpanti, con molta voglia. Va molto bene, ho sentito bene parlare dal suo ospite precedente della Maratona di Venezia, che insomma è stato un grande evento. Sembra di averla fatta ad agosto, perché faceva caldissimo, ma soprattutto c'è stato un entusiasmo indescrivibile. Affascinante farla a Venezia. Partire da qua fuori, dalla Villa Pisani, con quel coda di gente, delle immagini aeree che abbiamo visto, e arrivare poi a Venezia è stato qualcosa di entusiasmante. Poi quest'anno abbiamo fatto per la prima volta la mezza maratona, che è partita dal centro di Mestre, è arrivata sempre a Venezia, per un totale di circa 15.000 partecipanti, e quindi insomma è stato veramente un successo anche di pubblico e anche a livello sportivo, perché per quest'anno per la prima volta insomma c'è stato il record del tempo, ecco. Come va lo sport di base a Venezia, visto questa crisi energetica? La faccio a tutti, la faccio anche a lei, visto che molti genitori si lamentano perché probabilmente le piscine in inverno verranno chiuse e non potranno portare i loro figli a fare esercizi motori e tant'altro. Ecco, a Venezia invece com'è la situazione? Allora, a Venezia naturalmente gli impianti sportivi, le associazioni sportive soffrono come un po' in tutta Italia. Noi per il terzo anno consecutivo come amministrazione abbiamo, insomma, siccome crediamo nello sport, abbiamo cercato
limitato e abbiamo esentato totalmente, soprattutto le piscine, perché sono quelle che hanno maggiori costi energetici, abbiamo esentato i canoni d'affitto e di concessione, e abbiamo anche, diciamo, esentato dai pagamenti della quota parte delle utenze, dei consumi. Quindi rimarranno aperti nel periodo invernale? Rimarranno aperte fino al 31 dicembre, non dovranno pagare niente al comune, non dovranno pagare le classiche bollette, i consumi, e non dovranno pagare neanche il canone d'affitto. È un aiuto che abbiamo voluto dare a queste strutture perché svolgono un ruolo fondamentale in città, non solo dal punto di vista sportivo ma anche sociale. Pensiamo alle piscine, per esempio. Noi abbiamo delle strutture che fanno anche riabilitazioni, che fanno anche attività fisica per magari atleti della terza età, persone, insomma. Quindi pensavamo che fosse un aiuto concreto non solo alle società sportive ma anche a tutta la cittadinanza. Quindi fino al 31 dicembre più o meno ci siamo. Il futuro è roseo, insomma, mettiamola così, va bene. Il futuro breve sì è roseo, diciamo, nel senso roseo più o meno. Senta, invece nelle isole Burano, Murano, lì la situazione com'è invece? Ma abbiamo delle isole dove l'attività sportiva è, diciamo, florida, chiamiamola così. Per esempio il Lido di Venezia ha un'offerta sportiva a 360 gradi, dall'acqua alla terra all'ippica, che è uno sport che insomma non è che si trova dappertutto. Le altre isole lo stesso, insomma, hanno le loro realtà molto importanti, magari realtà anche piccole di non tanti tesserati, ma davvero, davvero importanti, da Pellestrina a Burano, Murano. Io adesso venerdì devo andare a trovare qualche associazione al Lido, martedì sono a Burano, a Mazzorbo. Insomma, cerchiamo anche come amministrazione di stare vicino e di coinvolgerli nei programmi Sindaco, assessore, dell'amministrazione. terra-acqua, insomma, definiamolo così, terra mestre, acqua nel Certo, bisogna dividersi. Poi, come dicevo prima, durante la premiazione a Venezia c'è un'offerta sportiva a 360 gradi, nel senso che abbiamo la terra ma anche l'acqua, quindi anche gli sport d'acqua, diciamo, e anche gli sport un po' più di nicchia come la voga, che è una unicità veneziana, e quindi insomma abbiamo anche questa cosa che pochi, insomma, possono avere. Il CONI festeggia a Stra, quindi Venezia, l'evento per premiare i propri atleti in una location eccellenze, ovviamente mi ripeto ma non posso non farlo. Ecco, è molto bello questo. Secondo molte persone soprattutto è affascinante, perché ovviamente dà visibilità al CONI e dà ovviamente di conseguenza visibilità allo sport che ne ha necessità. Sì, certo, poi insomma lo sport quando esce anche, diciamo, dagli impianti classici, dai luoghi classici, è sicuramente bello. Noi su questo, per esempio, come amministrazione quest'estate abbiamo proposto un programma di portare lo sport in giro, nelle piazze, nei parchi, nelle ville, di fare attività sportiva in giro per la città. Questo perché? Perché lo sport comunque anche quando esce dai luoghi classici, come può essere una piscina, una palestra, un campo da calcio, è qualcosa che valorizza quel luogo, è qualcosa che poi fa scoprire anche dei luoghi che magari il cittadino stesso non conosce. Quindi anche essere qua dentro oggi, insomma, credo che alcune persone che sono tra gli ospiti oggi forse non c'erano neanche mai entrati, quindi è sicuramente qualcosa di positivo. Ecco, gli assessori delle varie città chiedo sempre, nel futuro avete qualche programma, qualche idea per i vostri cittadini? Sotto l'aspetto sportivo, ovviamente. Sotto l'aspetto sportivo, allora sicuramente continuare a implementare lo sport all'aperto, come dicevo prima, durante l'estate, quindi portarlo tra le persone per fare in modo che facciano più sport possibile. Poi iniziare a organizzare dei progetti, abbiamo già trovato i fondi per fare sport, diciamo, a magari atleti con disabilità o anche persone della terza età, perché insomma se c'è una categoria di persone che ha sofferto molto durante la pandemia sono proprio magari a terza età, oltre ai giovani. Quindi cercare di riattivare queste persone affinché facciano sport è sicuramente qualcosa di importante. E poi stiamo ideando qualcosa, ma non voglio anticipare niente, anche dal punto di vista culturale, sportivo culturale. No, ci sono tanti campioni che scrivono libri, tanti campioni che raccontano storie in TV, così, quindi ci piacerebbe, visto che Venezia è la città della cultura, anche legarci sport e cultura, e non sarebbe una cosa unica, penso. Grazie Vice Sindaco dello Sport di Venezia, Andrea Tomaello. Grazie, buona continuazione. Grazie. Noi andiamo in pubblicità.